Tre chiese a separarle pochi chilometri di distanza, la parrocchia dell'Annunciazione del Signore di Col San Martino, quella di Santo Stefano Promartire a Fara di Soligo e della Natività della Beata Vergine Maria a Miane. È qui che sono entrati in azione i ladri tra il 15 novembre e il 4 dicembre, sempre di pomeriggio. Il primo colpo in via Canonica, dalla chiesa i malviventi hanno sportato 4 cassette dove i fedeli lasciano le offerte per chi è in difficoltà. 4 giorni più tardi, 3 le urne portate via dalla chiesa di Fara di Soligo, l'ultimo furto in ordine di tempo a Miane nella parrocchia che si trova di fianco al municipio. Qui il ladro sarebbe entrato in azione al termine di un funerale. Mentre il corteo funebre si spostava verso il cimitero, l'uomo sarebbe entrato in chiesa e dopo aver forzato la porta della sacrestia è scappato con una cassetta delle offerte. Complessivamente l'ammontare dei furti si aggira intorno ai 7.000 euro. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri di Col San Martino che, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a risalire ai presunti responsabili. Si tratta di un 20enne rumeno e un 24enne marocchino, già noti alle forze dell'ordine, denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. In un periodo storico dove sono quotidiani i furti in abitazioni ed esercizi commerciali, quelli ai danni dei luoghi di culto fanno ancora più male. Plena vergogna, insomma, sì. Non saprei cosa dirti perché ho sentito anche non solo qua ma anche al Ponte della Prigola avevo sentito che... Sempre nelle chiese? Sì, non si vive bene. Non ci sono parole, sono cose, fatti gravissimi che bisognerebbe fare qualcosa di più significativo, telecamere, adesso non so, ma non si può continuare così. Ormai ce ne sono dappertutto,